Benvenuti ancora una volta dalla rassegna stampa. Oggi siamo in orario leggermente diverso. Ci scusiamo, questa mattina avevamo un altro lavoro e non siamo riusciti ad andare in onda nel solito orario della prima mattinata, ma non perdiamo un giorno perché vogliamo dimostrarvi ogni giorno, magari in un orario diverso, quello che viene pubblicato sulle prime pagine del Piccolo e del Messaggero Veneto, oggi in edicola, in tutte le edizioni del Friuli Venezia Giulia, quindi le edizioni di Trieste, di Gorizia Monfalcone per il Piccolo, di Udine e di Pordenone per il Messaggero Veneto. Dicevamo anche oggi prime pagine con titoli molto interessanti, ma come al solito adesso abbiamo la nostra sigla. E dopo la sigla, come al solito, vi ricordiamo che abbiamo anche una pagina Facebook dove ci potete vedere, quella che vedete sotto, Reporter Nord-Est Isonzo News. Se ci lasciate un like ci fate crescere, ve ne saremo molto grati, e cerchiamo, più like ci lasciate, più persone possono vedere le bellezze del Friuli Venezia Giulia, perché anche in questa puntata abbiamo un video di Promoturismo FVG. Tutto per quanto riguarda allora la nostra prefazione. Adesso allora partiamo con la nostra rassegna stampa. Partiamo con il Piccolo, edizione di Trieste. Hotel Obelisco, arriva la svolta, venduto all'asta per 1,7 milioni. Il complesso era sul mercato da un decennio, ma il compratore per il momento non si rivela. Turismo, buon prezzo per lo storico albergo di Opicina, il suo parco ridotti a rudere e giungla, sconfitti i favoriti. Andiamo a vedere sopra il titolo principale: Grado, il mare restituisce preziose anfore romane. Poi ancora, per quel che riguarda la cultura, libri, Colpo di lama, 25 anni dopo Riecco Kovacic, fu il romanzo d'esordio. E poi moda a Trieste, It's 2020 diventa fashion film, viaggio sul set. Dopo la titolo principale, la fotonotizia riguarda, come vedete, la scuola, il virus, la scuola riparte a Trieste, nessuna ressa sui bus. Andiamo a vedere altri argomenti. Sergio Bartole, vicino alla fotonotizia, sì o no, la guida ha un voto consapevole. Poi ancora la cronaca: morto il sub sentitosi male durante un'immersione, l'incidente di sabato a Sistiana, Cergol aveva 38 anni. E poi sotto calcio Serie C, il calendario regala all'Unione un avvio soft, esordio al Rocco. Questa è la prima pagina del Piccolo di Trieste. Andiamo all'interno con Trieste cronaca. Termina l'odissea dell'ex hotel Obelisco, aggiudicato all'asta per quasi 2 milioni. Venduta dal Tribunale di Milano la storica struttura di Opicina, in disarmo da decenni. Top secret l'identità del compratore. Questa è una storia che va avanti da molto tempo. Andiamo a vedere altri titoli. Andiamo al Messaggero Veneto, edizione di Udine. Tampone per il Covid a un friulano su 10. Questo è il titolo principale per quanto riguarda la nostra la testata friulana. Andiamo a vedere altri titoli. Terminiamo. Il maggior numero di test eseguito in provincia di Udine, il picco nel mese di agosto, 74.000 esami. Andiamo a vedere, dicevamo, altri titoli per quanto riguarda Udine. Allora, sopra il titolo principale riparte il campionato, 16 pagine sulla Serie A, oggi con il Messaggero Veneto. E poi, per quanto riguarda il ciclismo, il sogno mondiale di Gasparotto. A fianco del titolo principale, Paolo Ermano firma: senza giovani la regione non ha futuro, e della serie scenari. E per quanto riguarda lo scenario del virus, la situazione: ieri sono stati registrati 29 casi. Andiamo a vedere la fotonotizia: trasporti, calo di passeggeri con punte del 30%.
Titoli locali: il ritorno in classe, al Sello mancano aule, il presidente del Marinelli, troppo ammassati. Poi buco da 400.000 euro dell'allenatore finto commercialista, e un lavoratore della ditta di Flaibano è risultato positivo. Andiamo a sinistra, lo Stato dell'Unione, il discorso della von der Leyen di ieri, salute, ambiente e immigrazione, le sfide europee di von der Leyen. E ancora abbiamo anche qua un vademecum verso il voto, Giovanni Bellarosa, quali saranno gli effetti del referendum. E sotto festival al via, Pordenone legge non si ferma, siamo più forti delle nostre paure. Io devo sempre fare i complimenti a quelli di Pordenone legge per il logo che hanno fatto con le corna in guanto giallo, molto bello, veramente fantastico. E poi il libro Intrecci diplomatici, amore e avventure del Raguseo che fondò le Generali, a firma di Paolo Maurensi, che qualche giorno fa ha presentato anche lui un altro libro. Chiudiamo la prima parte di questa nostra rassegna stampa con la prima pagina di Udine Cronaca. L'ex comandante denunciò: il sindaco mi ha diffamato, ma per il GIP fu critica politica. E poi un'altra sentenza: non è una psicologa, condannata a 8 mesi. E c'è il fatto che sta facendo discutere molto in questa regione, non versa 400.000 euro di tasse, in realtà erano le tasse che doveva versare per conto dei clienti. Commercialista abusivo, truffa ai clienti, ragioniere con la passione per il calcio, aveva guidato i giovani del Donatello. Un ex cliente gli rifila 2 sberle al bar e finisce ai domiciliari. Era stato provocato. E poi ci sono anche altre situazioni. Da questo signore sono risaliti ad altre situazioni di fatture inesistenti, e quindi altri guai per quel che riguarda questa situazione. Andiamo a vedere ancora. Terminiamo questa perché adesso abbiamo un bel video di Promoturismo FVG molto interessante. A me piace molto, anche perché è un argomento che tocca molto le persone. Andiamo a vedere adesso un video per quanto riguarda il turismo cosiddetto senior, ovvero di over 50, possiamo dire, che vanno a fare le ferie e che in questo caso, se vengono a Lignano, trovano veramente un bel posto. Lignano It's Real, un bel modo di vivere le ferie, di fare le ferie, di fare le vacanze per quelle persone che ormai hanno già compiuto un bel percorso di vita e giustamente vogliono mantenersi sempre in salute, sempre divertirsi, e questo è il nuovo modo, uno dei nuovi modi, non solo il turismo giovanile ma il turismo chiamato senior, che è penso che potrebbe essere una soluzione per tanti problemi, diciamo un nuovo modo di essere, come possiamo dire, di essere
di lavorare, in questo caso una nuova branca del turismo. Andiamo a vedere altri titoli. Siamo al Piccolo di Gorizia e Monfalcone. Al Bonarroti 105 test negativi in quarantena liceale goriziana. Mossa preventiva dell'Isis Dante Alighieri per una ragazza entrata in contatto con un malato prof contagiato, cessato allarme a Monfalcone. Da oggi gli studenti sono riammessi in classe. Sopra anche qua in questo numero si parla del mare che restituisce preziose anfore romane in quel di Grado. Andiamo a vedere altri titoli. La fotonotizia è dedicata al carcere di Via Barzellini a Gorizia. In carcere un laboratorio che produce le mascherine. Ancora per quanto riguarda un altro titolo, a firma di Laura Blasic, sotto il titolo principale, prime righe da leggere nell'interno: elementari, sature in Bisiaccaria, bimba di 8 anni resta fuori scuola il caso. E andiamo a Grado, di nuovo a Grado scintille in aula, mozione contro il sindaco, il sindaco Raugna, il litigio Raugna-Bonaldo dai social al consiglio comunale. E sotto si parla anche qua della Triestina e del campionato di calcio che sta per partire. Andiamo a vedere Gorizia cronaca. Nel carcere i detenuti diventano sarti, ecco le mascherine, ora siamo utili. Sono 44 i carcerati, fra cui diversi stranieri, in una struttura che ha creato il laboratorio nell'ex cappella. Il progetto Enjoy dello IAL FVG ha 40 ore di corso. Il sogno è di produrre per tutti i penitenziari regionali. Come vedete qua c'è anche il modello della mascherina. E poi ancora per quanto riguarda Gorizia, all'ex scuola Pitteri le sbarre rispetteranno l'aspetto storico, il futuro con l'allargamento, si tratta dell'edificio vicino al carcere. La riqualificazione dovrà mantenere le caratteristiche architettoniche del palazzo. Andiamo a vedere il Messaggero, no scusate, non abbiamo Monfalcone lo avremo fra poco, perché il Piccolo edizione di Monfalcone ci è arrivato in ritardo. Abbiamo il Messaggero di Pordenone, anche qua il buco da 400.000 euro dal finto commercialista. L'accusa incassava i soldi e non li versava il fisco. Ci sono anche 3 indagati per fatture false. La fotonotizia è dedicata a Pordenone Legge, via Pordenone Legge nel 2021, eventi anche nelle fabbriche. Sempre per quanto riguarda il buco creato dal finto commercialista, i clienti beffati dovranno pagare. E poi ancora, Sesto al Reghena, positivo al tampone, è stato ricoverato nel reparto Covid, controlli alla Electrolux, gli operai in quarantena risultano negativi. E poi Sacile riapre la mensa dell'ospedale, pranzo per i pensionati. Ancora per quanto riguarda Pordenone, il cantautore e la consigliera costretti a migrare per potersi sposare. Era una storia che abbiamo parlato svariati giorni fa. E ancora il libro, anche qua intrecci diplomatici, amore e avventure del Raguseo che fondò le Generali. Questo è il Messaggero di Pordenone. Pordenone cronaca invece andiamo a vedere con il caso del commercialista abusivo che non versa 400.000 euro di tasse dei clienti. Lui collabora e la finanza sposta la lente pure sugli assistiti. 3 indagati per fatture false, sequestro per 413.000 euro. E il colonnello Comentucci della finanza dice: ai danneggiati rimane soltanto l'azione legale. Ancora per quanto riguarda questo signore, tecnico di tante squadre giovanili e della prima squadra a Roveredo, la carriera nel pallone. E per quanto riguarda le reazioni al contrattacco, le difese di Mister e altri indagati. Questo è il Messaggero di Pordenone, questa è Pordenone cronaca. Chiudiamo con Monfalcone, che prima non siamo riusciti ad avere. Monfalcone cronaca del Piccolo: senza lavoro 30 all'ex Eton, non siamo dei fannulloni. In una lettera descrivono la loro situazione e attaccano gli schieramenti politici. Tante promesse e corsi poco utili, alcuni di noi sono in cura per depressione.
e questi sono gli esclusi dal ricollocamento. E poi in via Boito il Conad si riqualifica con la rotonda incorporata. E chiudiamo con fumo dalla corte in piazza Cavour, spavento al mercato di Monfalcone, e c'è stato l'intervento dei pompieri. È tutto per quanto riguarda la nostra rassegna stampa di oggi. Ci scusiamo per non essere stati in onda questa mattina, ma non ce l'avevamo fatta, avevamo un altro impegno e siamo riusciti però ad essere con voi adesso. È tutto, dicevamo, come al solito abbiamo la nostra prima pagina, la nostra pagina di Facebook Reporter Nord-Est Isonzo News. Se ci lasciate un like ci fate crescere, ci date la possibilità di mostrare a sempre più persone le bellezze della nostra regione. Dicevamo tutto, Alessandro Bonfanti e il Tecnonano in questo caso, prepariamo la sigla e come al solito con questo ditino diciamo Bonfanti chiude.